Siamo alla Virgin Active in Corso Como, dove in questi giorni è stato inaugurato un nuovo spazio per l'allenamento funzionale. Ce ne parla Pierluigi Vagali, Head Product Manager di Virgin Active Corporation Europe. Buongiorno. Allora, allenamento funzionale, possiamo spiegare ai nostri spettatori cosa significa, cosa si intende esattamente per allenamento funzionale? Certamente, si basa su un concetto di funzionalità, che significa rispondere perfettamente alle esigenze di movimento per le quali siamo stati progettati. Quindi significa migliorare le nostre performance sportive, ma anche migliorare i gesti della normale vita quotidiana, quindi significa portare meglio i libri di scuola o la borsa della spesa, piuttosto che riuscire a fare 10 piani senza avere il fiatone. Ecco, quindi un allenamento ovviamente adatto a tutti e a tutte le età. Sì, è un allenamento di intensità crescente, un'alta intensità, media-alta intensità sicuramente porta più risultati che un allenamento a bassa intensità. Allora, oggi abbiamo potuto assistere anche alla prova di HIIT, High Energy Athletic Training, diviso in 3 fasi. Esatto, sono 3 fasi ad intensità crescente che hanno un unico obiettivo, quello di migliorare, un primario obiettivo, quello di migliorare la nostra capacità aerobica. È diviso, come giustamente hai evidenziato te, in 3 fasi. L'allenamento classico abbastanza, diciamo, per atleti evoluti dura 60 minuti e poi abbiamo invece una parte, diciamo, di allenamento riservata, diciamo, ai beginner che durerà circa dai 30 ai 40 minuti. Entrambi gli allenamenti sono divisi, come evidenziavi tu, in 3 fasi. Una base conditioning, quindi allenamento di base, miglioramento, diciamo, con esercizi che ha una funzione sia di riscaldamento, di warm up, sia di andare in aerobiosi, per poi allenare nel secondo step la forza e come terzo step allenamento di potenza. È diviso in 2 gruppi, questi 2 gruppi si alternano una parte sullo skill mill, quindi un tipo di tappeto con il tappeto ricurvo senza motore, che è molto utilizzato nell'atletica, e esercizi a corpo libero con piccoli attrezzi quali kettlebell, e un training wall, come probabilmente hai visto, dove si possono effettuare diverse tipologie di esercizi. Durante l'allenamento c'è la possibilità di monitorare la propria capacità e la propria frequenza cardiaca. Esatto, c'è un sistema che si chiama Care Solution di Technogym che ci permette, tramite una fascia che si posiziona al polso, quindi molto comoda, con un'applicazione che si scarica sul telefono chiamata My Wellness, ha la funzione, noi abbiamo la possibilità, diciamo, di monitorare sul nostro schermo per tutta la durata dell'allenamento la propria frequenza cardiaca, le calorie bruciate, nonché il tempo che ci rimane per allenarci. Tra l'altro questo sistema ci permetterà anche di poter portarci a casa i risultati per poi migliorare la nostra performance, perché il sistema ci permette di registrare molto banalmente sul nostro telefonino i risultati di ogni singolo allenamento, sia indoor ma anche outdoor. Ecco, quindi gli allenamenti inizieranno questo marzo, i corsi ufficiali di HIIT. Noi vi aspettiamo, Pierluigi vi aspetta, grazie Virgin Active. Buona esperienza, arrivederci.